Una giornata bellissima oggi, la giornata più bella dell'anno, no? Siete d'accordo? Amém. Oh, io sono. Amém. Ok, possiamo vivere questo culto perché è un'offerta al nostro Dio. Siamo qui per lodare, siamo qui per ringraziare, siamo qui per offrire. E è bello che stiamo assieme come popolo, come chiesa qua in questo momento e che noi possiamo aprire il cuore. Tante volte noi arriviamo con il nostro cuore chiuso, pensando, ma è un momento di lasciare Dio guidando, trasformando. Ogni culto è una trasformazione, ogni offerta è una trasformazione. E se non c'è la trasformazione sembra che manca qualcosa nella nostra vita. Perciò noi dobbiamo vivere questa trasformazione. E questo incontro è un incontro con Dio, è un momento. Possiamo essere a casa, ma in mezzo alla gente è più prezioso. E è quello che faremo adesso. Preghiamo. Che cosa tu stai portando al Signore? La tua vita, la tua storia. Cosa stai portando al Signore? I tuoi pensieri, i tuoi sentimenti? Cosa stai portando al Signore? I sogni, progetti? Cosa stai portando al Signore? Lascia con Lui. Tante volte abbiamo quello dolore, quella angoscia, quella sofferenza. E il Signore sta dicendo, lascia con me. Sono io che guarirò. Sono io che trasformerò. Che Dio è Dio. Il Signore creò tutto. Dalla sua mano, dalla sua parola, escono tutte le cose. E Lui ha il potere di trasformare tutte le situazioni. Come Giobbe afferma nella sua parola, Dio può tutto. E che quando passiamo dei momenti difficili è lì che scopriremo un Dio che può tutto. E questo grande Dio che può tutto, è a Lui che noi consacriamo la nostra vita. Nostro Padre, grazie perché questo momento è per te, perché tu sei un Dio che può tutto, che ci ama, che sei accanto a noi, al nostro fianco. Nonostante la tua grandezza, la tua santità, nonostante o quanto piccolo siamo, i peccatori che siamo, tu continui a stare al nostro fianco, per il tuo grande amore per noi. Grazie. Grazie per queste grandi scoperte in te. E benedici questo culto, Padre, che siamo qui per offrire solo a te. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Adoriamo? Possiamo stare in piedi? Possiamo cantare? Possiamo aprire la nostra bocca? Possiamo adorare il nostro grande Dio. È la nostra storia, la nostra offerta a Lui. Cantiamo, adoriamo, amen? Amém. Amen? Ok, 3, 2, 1, chi comincia? Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Eterno Dio, eterno amor, fedele sei Signore, non cambi mai tu.
continuiamo a lodare il Signore, continuiamo a lodare il suo nome, a dichiarare che Lui è il Re dei Re, è il Signore dei Signori, e che possiamo alzare i nostri occhi a Lui in questo momento, che possiamo rallegrarci alla sua presenza, che possiamo essere grati di poter essere qui questa mattina e di avere la libertà di poter lodare il suo nome. Amen. Porta alzate il capo, il Re di gloria entrerà. I vostri occhi alzate verso il Re. Levate a Lui la voce, aprite il cuore al suo amore. Date a Lui la lode, la forza e l'onore. Il Re di gloria, chi è il Re di gloria? È Gesù Signore, Gesù è il Re dei Re, Signore del Signore, Gesù è il vincitore che ci salverà, Egli è il Re dei Re sopra la terra. Gesù è il Re dei Re, Signore del Signore, Egli ritornerà, Gesù è il Redentore che ci salverà, Egli è il Re dei Re sopra la terra. Gesù è il Re dei Re. Oh, porte alzate il capo, il Re di gloria entrerà. I nostri occhi alzate verso il Re. Levate a Lui la voce, aprite il cuore al suo amore. Date a Lui la lode, la forza e l'onore. Chi è il Re di gloria? Chi è il Re di gloria? È Gesù Signore, Gesù è il Re dei Re, Signore del Signore, Gesù è il vincitore che ci salverà, Egli è il Re dei Re sopra la terra. Gesù è il Re dei Re, Signore del Signore, Egli ritornerà, Gesù è il Redentore che ci salverà, Egli è il Re dei Re sopra la terra. Gesù è il Re dei Re. Chi è? Chi è il Re di gloria? 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 È Gesù Signore, Gesù è il Re dei Re, Signore del Signore, Gesù è il vincitore che ci salverà, Egli è il Re dei Re sopra la terra. Gesù è il Re dei Re, Signore del Signore, Egli ritornerà, Gesù è il Redentore che ci salverà, Egli è il Re dei Re sopra la terra. Gesù è il Re dei Re. Gesù è il Re dei Re. Gesù è il Re dei Re. Ok, la prossima canzone è nuova perché era il culto giovani, è un po' meno nuova, ma credo che porti un messaggio molto importante e mi ha colpito davvero il suo testo e ciò che racchiude, perché parla di una ricerca verso il Signore, di cercare Dio e di chiedergli che Lui possa essere presente in modo forte e potente nelle nostre vite. Quindi che in questo momento la nostra preghiera, la nostra adorazione possa essere rivolta verso questo desiderio che Dio
sia sempre più presente nelle nostre vite, che Dio possa guidarci sempre di più nelle nostre vite, che noi possiamo arrenderci a Lui, che possiamo lasciare che sia Lui a gestire tutte le situazioni della nostra vita. Quindi che apriamo il nostro cuore a Dio e confessiamo tutto quello che magari abbiamo bisogno di confessare, e che possiamo lasciare che il suo sangue, il sangue di Gesù, possa lavare ogni nostro peccato. Tante parole potrebbero mai esprimere ciò che hai in me. Non so pregare, ma sospiri ineffabili arrivano a te. Questo è tutto ciò che so, tutto ciò che riesco a dire è che ho bisogno di te. Vieni con potenza e tocca il cuore mio. Io ho bisogno di te in questo istante, Signore. Sciogli ogni legame e correrò da te. Fammi sentire la tua presenza in me, Gesù. Quante parole potrei dirti senza che io ci creda davvero. Non ho certezza in me, solo tu puoi colmare la sete che ho. Questo è tutto ciò che so, tutto ciò che riesco a dire è che ho bisogno di te. Vieni con potenza e tocca il cuore mio. Io ho bisogno di te in questo istante, Signore. Sciogli ogni legame e correrò da te. Fammi sentire la tua presenza in me, Gesù. Io ti apro il cuore mio e ti confesso ogni vergogna. Il tuo sangue lava via ogni peccato dentro me. Stendi ora la tua mano sulla vita mia, Signore. Sono pronto, compi l'opera tua. Sciogli ogni legame e correrò da te. Fammi sentire la tua presenza in me, Gesù. Fammi sentire la tua presenza in me, Gesù. Padre, ti ringrazio per questa tua lode, per la tua presenza, Signore, che possiamo continuare a lodare il tuo nome, a dichiarare ciò che tu sei, che possiamo dichiarare in questo momento che nessun'altra cosa e nessun altro è come te, Signore, che possiamo
apprezzare la tua bontà, che possiamo apprezzare il tuo amore verso di noi, Padre. Che nei nostri cuori possa esserci la convinzione che tu sei unico, sei l'unico che può guarirci e salvarci dai nostri peccati, Padre. Quindi che possiamo consegnarci a te, consegnare la nostra vita a te, che possiamo consegnare questa adorazione a te, Padre, con la convinzione che non c'è nessun altro come te, Padre. Ti ringrazio, Signore, nel nome santo di Gesù, amen. Nessuno è come te, Nessuno è come te, nessun altro sa capire il mio cuore. Se cercassi per l'eternità, non troverei nessuno come te. La Chiesa canta. Nessuno è come te, nessuno è come te, nessun altro sa capire il mio cuore. sì, no. Se cercassi per l'eternità, non troverei nessuno come te. La tua bontà scorre come un fiume, sempre guarisce il mio cuore. Tra le tue braccia mi sento al sicuro. Nessuno è come te, nessuno è come te, nessuno è come te, nessun altro sa capire il mio cuore. Solo tu, Signore. Se cercassi per l'eternità, non troverei nessuno come te. La tua bontà di nuovo. La tua bontà scorre come un fiume, Sempre. sempre guarisce il mio cuore. Tra le tue braccia, Signore. Tra le tue braccia mi sento al sicuro. Perché solo tu sei così. Nessuno è come te, Nessuno è come te. nessuno è come te, Nessuno è come te. nessun altro sa capire il mio cuore. Solo tu, Signore. Se cercassi per l'eternità, non troverei nessuno come te. Se cercassi. Se cercassi per l'eternità, non troverei nessuno come te. Se cercassi. Se cercassi per l'eternità, non troverei nessuno come te. Se cercassi. Solo voi? Non troverei nessuno come te. Alleluia al tuo nome, Signore. Alleluia al tuo nome, Signore. Perché da nessuna parte, Signore, nessun luogo, io troverei un Dio che prende cura di noi mentre ancora noi dormiamo.
un Dio che prende cura di noi, un Dio che si è dato per noi, ci ha comprati con sangue, ci ha purificati, Signore. Nessuno è come te, Signore. Se cercassi per l'eternità, non troverei nessuno come te. Applauda tu, Signore. Accetta la nostra lode, Signore. Glória ao teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. A Chiesa può sedersi. C'è un telefono. Amém, Chiesa? Quando che possiamo scoprire un Dio che è imparagonabile? Quando passiamo per momenti che solo Lui. Perciò tante volte noi ci lamentiamo dei momenti difficili della vita, ma quando scopriamo veramente che questo Dio è imparagonabile, nessuno come Lui, è lì che io scopro questo grande Dio. Se tu stai passando momenti difficili, ricorda, c'è un Dio che è molto più grande. E Lui vuole lavorare nel tuo cuore, nella tua vita, nella tua storia. Nell'inizio di questo culto abbiamo parlato di quello testo di Job, che quando lui passa per tutta quella storia, dopo alla fine lui ha detto, adesso io so che tu puoi tutto. E Dio può tutto. Io devo scoprire questo Dio che può tutto, nella esperienza personale di vita e nella conoscenza della sua parola. E quando io passo nella conoscenza della parola e la esperienza di vita è collegata con la parola, io scopro che questo Dio può tutto. E è il nostro Dio che adoriamo. Leggiamo Filipenses 1, 1 a 2. Stiamo lavorando o livro di Filipenses, mentre in questo periodo stiamo facendo anche gli studi nella settimana al libro di Filipenses. Settimana scorsa è stato Samuel, no? L'altra settimana abbiamo parlato di quali due argomenti, chi si ricorda? Se nessuno si ricorda, faccio la pratica di nuovo, ok? Io sono un, e o mio fratello e la mia sorella è una santa, ok? Ossia, io devo sapere che la persona ao mio fianco è un santo e io sono un servo, ok? È semplice così la vita, perciò io devo sapere che io sto qua ao fianco per servire un santo. E è questo modo che Paolo si presenta a quella chiesa. Paolo e Timóteo servi di Cristo Gesù, Paolo e Timóteo che sono servi ai santi nella chiesa di Filippi, no? E oggi noi parleremo del versetto numero 2. E qua continua o testo che dice così: Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e do Signore Gesù Cristo. Ossia, servo ai santi e che fa un saluto dicendo quali sono le due parole. Grazia e pace. Nosso Padre, noi vogliamo camminare, studiare, conoscere, scoprire la Tua parola. E allo Spirito Santo. E che questo Spirito Santo possa riempire la nostra vita e questa camminata con Te. Perché lo Spirito Santo possa rivelare quello che è tuo. In modo, Padre, che la Tua potenza si manifesti nella nostra vita. Nel nome di Gesù. Amém, Signore. Amém, Chiesa. Grazie e pace. Chi già ha salutato le persone con questa espressione? Grazie e pace. Proprio questa mattina una persona mi ha salutato così. Grazie e pace, pastore. E è bello sentire questo grazie e pace. Che cosa significa un saluto? Che cosa significa un saluto? Qual è il significato di un saluto? Un segno di rispetto. L'altra cosa. Quando io dico buongiorno, che cosa sto dicendo a quella persona? Augurando un buongiorno. Quando sto dicendo grazie e pace, che cosa sto desiderando? Che la grazia del nostro Dio possa essere abbondante nella vita di quella persona o di quella comunità. Quando sto dicendo pace, allo stesso modo. Perciò il nostro saluto
deve essere una dimostrazione di quello che io desidero a quel gruppo, a quelle persone. Perciò un saluto non è una cosa banale. Purtroppo noi abbiamo lasciato in modo molto leggero un saluto. Perciò un buongiorno significa un buon giorno, una buona giornata per te. Perciò quando tu ce l'hai una persona che sta nel suo compleanno, in quel giorno, tu dici auguri, che Dio ti benedica, che cosa significa questo? Pastore, sto offrendo a te un pranzo e una cena in questo giorno, ok? E questo saluto, non è vero? Così, pastore, ho preparato un pesce a casa mia, vieni a casa mia a mangiare questo, ok? Così, quando desideriamo questo, un auguri, stiamo dicendo, è qualcosa di speciale per te. Quando diciamo un buongiorno, è una giornata stupenda. Perciò che Paolo, nelle sue lettere, lo inizia con queste espressioni. Perciò un buongiorno, un pace, una grazia, un saluto dicendo che questa comunità possa vivere quella realtà. E noi dobbiamo trasformare la nostra bocca in benedizione. Perché le parole che escono dalla nostra bocca hanno un potere fortissimo. Tu já hai percepito que tu te senti molto più offeso com uma frase, uma parola, do que com uma azione? Tu já hai percepito que le parole hanno un potere di transformare una persona? Perciò le nostre parole hanno un segreto fortissimo. E noi dobbiamo usare le nostre parole per dare veramente una benedizione alle persone, ma che sia una sincerità, che sia veramente una chiarezza in questo modo. Paulo stava dicendo grazia e pace, e noi dobbiamo desiderare la grazia del Signore e la pace del Signore sia coinvolta con tutti. E è questo desiderio che dobbiamo con le persone. Che cosa significa la parola grazia? Viene do greco charis. Che cosa significa questa parola grazia? E cos'è una grazia? È una cosa meritata, c'è questo legame fortissimo, è un'azione che proviene verso qualcuno o di persona, verso una situazione che non esiste un merito di ricevere, ma si manifesta. Perciò quando Paulo sta dicendo grazia a questa chiesa, che possa abbondare in quella chiesa delle azioni che non è basata su un legalismo, su un merito delle persone. Sono delle azioni che devono basarsi veramente dove la gente non merita, ma noi portiamo qua qualcosa di meravigliosa e stupenda che possa abbondare e dare vita alle persone. E è questo senso che noi dobbiamo imparare. Paolo desiderava che queste manifestazioni potessero arrivare dentro di quella comunità, dentro della chiesa di Filippi. Quando noi stiamo imparando questo processo della grazia di Dio, è che io devo manifestare gli attributi di Dio verso le persone che Dio mi ha donato. Noi stiamo adesso trasmettendo la persona di Dio verso le persone che Dio mi ha donato. Perciò che la grazia di Dio possa abbondare in mezzo a noi. Perciò io devo sapere che noi non stiamo lavorando qua basato sul merito. Noi stiamo lavorando qua basato su quello che abbiamo ricevuto do Signore. Io devo donare alle persone. Le persone non meritano, ma io offro. Le persone non meritano, ma io do. Le persone non meritano, ma io manifesto la grazia di Dio, l'amore di Dio, la pace di Dio, la grandezza di Dio verso le persone. Perciò la conversione mi porta a un svuotare da me stesso e un riempire dello Spirito Santo, e questo riempire dello Spirito Santo mi fa vivere quello che Dio mi insegna, la persona di Dio. O desiderio di Paulo adesso con la chiesa di Filippi, o desiderio di Dio con la nostra chiesa qua, è che noi possiamo manifestare gli attributi di Dio in mezzo uno con gli altri qua. Perciò quanto di noi qua che già abbiamo usato quella espressione, questa persona non merita, io non farò. Nella grazia di Dio non esiste questo. La grazia di Dio la persona non merita, ma io farò. La persona non merita, ma io agirò. Ah, ma fino a quando, pastore? Lo stesso modo come Dio ha detto a me,
Caio, fino a quando? Perché tu non merita niente, e tu continua a peccare, ma io continuo a amarti, io continuo a perdonarti, io continuo a lavorare nella tua vita, io continuo a avere un impegno nella tua vita, e fino a quando non esiste. Perciò la grazia e pace, Paolo stava dicendo che queste caratteristiche di Dio possa abbondare in mezzo alla Chiesa di Dio. Prima Pietro 2, 9 e 10 dice così: ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale. Voi siete una stirpe eletta, noi siamo, possiamo dire, noi siamo un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla luce meravigliosa. Voi, che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Io non ero proprio nulla. Adesso Dio, con la sua misericordia, mi ha fatto popolo suo. Io non ero nulla. Nella misericordia Dio mi ha fatto il suo figlio. Questa settimana eu penso, é uma coisa, sabe quelle cose pazze della vita? É quello che sta succedendo. Una persona mi scrive: Pastore Caio, nós stiamo facendo un gruppo della nostra escola. Tu puoi partecipare di questo gruppo? Io pensavo, gruppo della scuola elementare, più di 50 anni fa. Io non mi ricordavo proprio di quasi nulla di più di 50 anni fa. Io ho detto, sì, cominciamo a partecipare. È stato bello. E basta chiudere gli occhi quando attacco il telefonino, più di 200 messaggi, no? E ali eu percepito que a gente hoje ha un voto dentro di se stessa, que hanno bisogno di partecipare di un gruppo. Ossia, delle gente che io non riesco neanche a sentire da più di 50 anni. Erano lì, stanno in questo gruppo. Adesso hanno fissato un incontro per febbraio, perché a febbraio sarò in Brasile. No, dobbiamo trovarci. Ho detto, che cosa io parlerò con questa gente? Non conosco più nessuno. Sì, piacere, sì, adesso sono in Italia, ok, vai. E finisce la chiacchierata. Ma è interessante ieri sono arrivato a casa dopo o incontro, sono arrivato a casa ieri sera e c'era una persona che è una parente mia da lontani, più da 50 anni che non ti sentivo. E lei mi racconta, ma Caio, perché tu sei in Italia? E lì ho cominciato a parlare della mia vita, della mia storia e della mia conversione. E lei comincia a sentire quella trasformazione della mia vita. E lei comincia a dire, ma che storia meravigliosa, non sapevo di questo, papà, e cominciava a scrivere. Ho pensato, Dio, questa pazzia dopo della scuola elementare, tu mi unisci con un gruppo di più di 30 persone, in modo che io possa raccontare la grazia, la misericordia del Signore che mi ha raggiunto e questa grazia e misericordia che possa arrivare a quello gruppo. Fino adesso ho percepito che nessuno ha conosciuto Gesù da quello gruppo lì. Fino adesso ho percepito che loro stanno una vita molto spericolata. Ossia, adesso quando vado là a febbraio, eu devo trovare questa gente, perché io devo trasmettere le virtù di Dio a questa gente. E è così che funziona la vita. Quando eu stavo pensando, entro in questo gruppo o non entro nell'altro gruppo, ma è una possibilità di trasmettere le virtù del Signore a questo gruppo di persone. Perciò quando Paulo stava dicendo la grazia del Signore possa essere abbondante nella chiesa di Filippi, è che noi dobbiamo manifestare le virtù di Dio in mezzo alla chiesa uno con gli altri. Perché quando noi stiamo manifestando queste virtù di Dio con le persone, il mondo scoprirà chi è Gesù. Perciò il nostro compito qua è amare il nostro fratello, la nostra sorella, abbracciare, a manifestare misericordia, manifestare quello che Dio mi ha dato, che Dio ha manifestato verso di me. Perciò il mondo vuole vedere Dio, ma tramite chi? La tua persona. Il mondo vuole vedere Dio, tramite chi? La Chiesa. Se a Chiesa não riesce a manifestare l'amore di Dio, non è una Chiesa.
Se la Chiesa non riesce a perdonare uno agli altri, non è la Chiesa. Se la Chiesa non riesce a essere generosa uno con gli altri, non è la Chiesa. Se la Chiesa non riesce a avere bontà, misericordia verso gli altri, non è la Chiesa. Perciò che Paolo dice, grazia di Dio sia con voi. Perciò noi dobbiamo manifestare quello che è di Dio, quella grazia che mi ha preso, che mi ha abbracciato, che mi ha trasformato la mia vita. È questa grazia che eu devo trasmettere ai miei fratelli, alle mie sorelle e ao mondo. Non è bello questo saluto? Quando eu entro nella tua casa e dico grazia di Dio, è perché eu estou dicendo che questa grazia abbondante di Dio possa riempire questa casa e qua possa avere questa pace profonda uno con gli altri. E perciò Paulo inizia in questo modo. O mundo conoscerá Jesus tramite la Chiesa. O mundo conoscerá l'amore di Dio tramite noi, quando noi ci amiamo uns agli altri. O mundo conoscerá la bontà, la misericórdia, o perdono di Dio, quando noi ci perdoniamo uns agli altri. Quando noi cominciamo a vivere assieme in una perfetta pace, che dopo parleremo della pace. Perciò grazie e pace a voi è che voi dovete abbondare di queste caratteristiche del Signore. La Chiesa ha questa responsabilità. Noi che non eravamo neanche popolo, non eravamo neanche gente, oggi siamo popolo di Dio, una gente santa. Noi siamo figli di Dio. E Dio ha fatto così, Caio, tu stai accettando mio figlio Gesù nella tua vita? Tu stai consacrando la tua vita a me? Sim, Dio. Ok, Caio, adesso eu te dou meu Espírito Santo em te. É nella tua vita meu Espírito Santo. Adesso tu sei capaz de amare, di perdonare, di essere generoso. Tu sei capaz di abbracciare i tuoi nemici. Tu sei capaz di donare. Tu sei capaz di tutto. Tu sei capaz di fare delle meraviglie nel mio nome. Meu Espírito nella tua vita. O Espírito de Deus é em nós. Não é per uma coisa que deve manter em sigilo, que usa. É per trasmettere le virtudi di Dio alla gente. É questo modo. La Chiesa é questo gruppo stupendo, meraviglioso che Dio ha chiamato. Perciò che eu saluto grazia è inondare la Chiesa delle virtudi di Dio in modo che la gente possa arrivare qua e possa dire in questa Chiesa io ho visto Dio. E arrivare nella tua casa e le persone possano uscire e dire in quella casa io ho visto Dio. E avere un incontro, un caffè, un colloquio con te e dire in quell'incontro io ho visto Dio. È il saluto della grazia, è questo. Tu riesci a amare i tuoi fratelli, a perdonare. Che cosa Dio fa con i tuoi peccati? C'è una parola bellissima, fortissima. Che cosa Dio fa con i tuoi peccati? Comincia com can e finisce com latte. Cancellate, cancella, puff, tuff. Che cosa eu faccio com o pecado di mio fratello? È qua nel mio cuore. Io non dimentico. È qua nel mio cuore. E nella mia mente pensa quello sempre, mattina, il giorno, il pomeriggio. È qua nel mio cuore. Io ce l'ho questa amarezza. Tu riesci a vedere Dio una persona così? Ma quando il tuo fratello, tua sorella sbagliano, peccano contro di te, come è la grazia di Dio che ha fatto con me, adesso io trasmetto questa grazia, io perdono. E che cosa io faccio? Ciuc, ciuc, cancello. Semplice, no? Non è semplice. Hanno cambiato anche la luce qua. Non è semplice. È semplice. È perché noi non vogliamo trasmettere la grazia di Dio. Quanti peccati ho fatto con il Signore? Il Signore mi ha perdonato di tutti i peccati. Il Signore è andato oltre e ha detto, cancello. Il Signore mi ha purificato. Adesso non c'è nessuna colpa davanti a Dio. Io sono libero, amato dal Signore, perdonato. Adesso Dio sta dicendo, io soppio il mio Spirito Santo nella Chiesa, in modo che le mie virtù possano essere manifeste. È semplice, siamo noi che creiamo la confusione. Perciò la grazia significa che le virtù di Dio saranno visibili in mezzo a noi. Grazia
di Dio sia con voi. Tu já chiesto a Dio di manifestare il perdono? Dio ti darà delle opportunità fortissime di un grande problema che tu possa perdonare. Tu já chiesto a Dio avere pazienza con tuo fratello? Dio ti darà ancora un peso fortissimo che tu possa avere pazienza. Dio fa così, perché Dio vuole vedere la sua grazia in mezzo a noi. Perciò che la Chiesa non è una scelta mia, è una scelta di Dio. Tu non sei qua perché tu hai scelto questa Chiesa. Dio ha messo nel tuo cuore e tu sei qua per imparare a manifestare la grazia di Dio in mezzo a questa gente. Tu sei qua per ricevere la grazia di Dio con questa gente. Tu sei qua perché è un gruppo perfetto per il tuo carattere, per la tua vita, in modo che tu sia trasformato con questa gente. Perciò che questa Chiesa non è un progetto tuo, è di Dio. Non sei stato tu a salire quelle scale là e dire questa è la Chiesa che io ho scelto. È Dio che ha scelto per te. Perché ci sono tante aree nella mia vita, nella tua vita, che Dio vuole trasformare con la sua grazia, in mezzo alla sua Chiesa. Perciò che la Chiesa di Filippi, Paolo stava dicendo così, grazie a voi. Perché è un'azione che nessuno merita. Tu hai detto questa frase o no? Quante volte eu ascolto questa frase? Ah, pastor, quella persona non merita. E tu devi rimanere in silenzio. Come non merita? E tu devi parlare, no, come non merita? Eu não merito o perdono di Dio. Eu não merito la grazia di Dio. Eu não merito, ma nella grazia di Dio Lui mi perdona. Mi ha dato seu Filho Gesù. E é così che eu devo vivere. Perciò noi siamo perdonati e noi non meritiamo perdono. Nós dobbiamo perdonare anche se qualcuno non merita o perdono. Eu devo perdonare. Eu devo cancellare. Quello che ho ricevuto eu devo donare. Dio mi ha dato la vita eterna, adesso io devo portare un messaggio di salvezza a tutte le persone, perché Dio mi ha donato, Dio mi ama, e adesso l'unica cosa che eu devo fare con le persone è amare, amare. Guarda la persona al tuo fianco, tu devi amare questa persona, amare, e tu hai, ma Dio, ma questa persona, Gesù só dice una cosa, ama, mas Jesus, ama. Mas Jesus, tu não capisci, la persona è così, così. Gesù mi guarda, ama. E se tu retruca com Jesus, la quarta volta, lui prenderà la verga e Caio? Appena adesso eu amo. Ou seja, ama. Perché eu ho imparato questo da Dio. Adesso la grazia di Dio è amare. L'unica cosa che eu devo fare con le persone intorno a me è amare. E amare con sacrificio. Amare con sacrificio. Amare di dare la mia vita a quella persona. E amare di pagare un prezzo altissimo per quella persona. Non è un amare con le parole, con la bocca. È amare con atti, con peso fortissimo. Perché è questo che Dio mi ha insegnato, che Dio mi insegnò in Cristo Gesù. Mi amò e ha donato il suo figlio, l'unico figlio, Gesù, per morire per me. E avendo Gesù, eu avrò la vita eterna. Un amare con sacrificio. Io che devo dare la mia vita per quella persona. È questo che Gesù mi insegna. Perciò quello che abbiamo ricevuto eu devo dare. E questa è la grazia. Che cosa Dio ti ha regalato che tu non meritavi? La vita. Tu devi dare la tua vita agli altri. La salvezza deve portare agli altri. Salute, vá a servire gli altri nel momento difficile. Porta salute, soprattutto mentale. Che cosa Dio ti ha dato che tu non meritavi? Pace, parleremo tra poco. Gioia, porta gioia alle persone intorno a te. Tu devi uscire di quell'ambiente portando gioia alle persone. Perché Dio mi ha inondato di questo. E tutto questo tu non meritavi, ma Dio ti ha donato. Adesso sono io che devo fare questo. Dio ti ha confortato, ti ha sostenuto, Dio ti ha protetto, Dio ti ha dato la salvezza. Dio ha fatto tanto per noi. Adesso quello che ho ricevuto, eu devo donare. Quello che ricevo non è per me, è per gli altri. La grazia sono le azioni di Dio verso le persone che non meritano.
Perciò è un favore indescrivibile del Signore per me. Adesso la grazia sia abbondante in mezzo alla Chiesa Battista Agape e che la Chiesa sia riconosciuta, perché qua ci sono le virtù del Signore. Amém, Chiesa? Possiamo salutare uno agli altri con la grazia? Solo la grazia, dopo la pace. Con la grazia? Saluta tuo fratello e tua sorella. La grazia di Dio sia con te. Puoi stendere la mano, puoi abbracciare. La grazia di Dio sia con te. La grazia di Dio sia con te. Adesso la responsabilità è abbondare questa grazia di Dio a tutti. Qual è l'altro punto? La grazia è pace. Che cosa significa pace? Non è assenza di conflitti. Abbiamo conflitti, difficoltà, ma devo avere pace. Perciò pace, la grazia che possa abbondare, produrrà anche la pace, l'unità, un'armonia, una unità, una completa senso di sicurezza uno con gli altri. Perciò la unità, un accordo, una tranquillità è quello che Paolo stava desiderando con la Chiesa. Perciò quando viviamo insieme, dobbiamo manifestare questa pace. Tu ce l'hai pace dentro della tua Chiesa? Tu ce l'hai pace dentro di casa? Io abito con una persona da 34 anni. Ogni tanto la pace va via. Io confesso, la maggioranza, io sono colpevole. Pastore, anche lei às vezes ogni tanto è colpevole. Ma io lo so. E quando vai finendo con la pace, che cosa deve entrare? La grazia di Dio. Entra l'amore, entra o perdono, entra la generosità, entra la bontà, entra un cambiamento di carattere, di vita, di stile, e novamente viene la pace. Perciò che le persone intorno a noi sono tutte difficili. L'unica persona difficile che tu pensi che non è difficile è quella che sta davanti a tu no tuo specchio. Ma tu sei più difficile ancora. Ma è Dio ti unisce lì in un solo corpo. E questa pace che esiste con le persone diverse è questa pace che arricchisce la testimonianza di Cristo nella nostra storia. Perciò noi non possiamo manifestare la grazia e avere pace se noi non viviamo insieme uno con gli altri. Senza pace la Chiesa di Dio non adempie la sua chiamata. Io só posso vivere in pace se la grazia sta abbondando nella mia vita. Io só posso vivere in pace se io mi rendo, se c'è la mia resa verso gli altri. È lì che ce l'ho la mia pace. Eu não estou litigando per i miei diritti. Eu não estou litigando per i miei privilegi. Eu estou abandonando tutto questo per mantenere un principio di unità di un solo popolo. Tu já hai percepito che quando tu cominci a pensare, io vorrei oggi mangiare una pasta, não, io vorrei una carne, una pasta, una carne, una pasta, una carne. La pace se n'è andata, no? Ma quando va bene, tu vuoi una carne, io vado con te a mangiare una carne. L'altro giorno andiamo a mangiare la pasta assieme. E lì viene la pace. Quando eu abandono o meu desiderio, la mia volontà, eu scopro veramente o significato della pace. É lì che c'è la mia resa. Senza la pace, o popolo di Dio non manifesta le virtù del Signore. Perciò che o contrário della pace non è soltanto o conflitto, ma è tante volte è l'amarezza nel mio cuore. Perché non ce l'ho pace neanche con me stesso. Como che eu posso avere pace con gli altri? Perciò Paolo stava desiderando grazia e pace, in modo che la Chiesa poteva, nonostante la diversità, avere questa armonia, questa unità, che era a grande preghiera di Gesù, e o mundo poteva dire, ma come loro stanno sempre bene, in pace, nonostante tanta diversità. E questa diversità è che ci unisce un solo corpo. C'è la mia morte. Perciò una Chiesa che vive questa pace, o mundo non resistirà all'avanzo della Chiesa. È la testimonianza. Quanto è bello quando noi usciamo di un culto, di un incontro, e usciamo in pace, perché ho lasciato la mia vita lì. Ho lasciato i miei desideri lì. Ho lasciato i miei pensieri lì, perché ho percepito che quello mio pensiero e i miei desideri erano spazzatura davanti a quello che Dio mi insegna, davanti ao pensiero do Signore che sono più alto. O nemico agisce per togliere la pace.
Un nemico agisce per togliere la unità, per creare lì un conflitto da noi e non avere la pace. La pace è la manifestazione della grazia, di quello che il Signore mi ha insegnato. Perciò quando esiste questo saluto di pace, io sto dicendo, io non sto litigando per i miei valori. Io sto entrando per morire, per dare vita a questo gruppo o a questa persona. Quando tu saluta una persona com pace, tu está dicendo, eu não vorrei difendere i miei principi. È la mia resa. Io sono qua per te. Perciò quando tu saluta una persona com pace, attento. Tu non adesso difenderai i tuoi diritti. Tu está dicendo, eu sono qua con te e per te. È questo il valore del saluto. Grazie e pace. Io sono un servo e voi siete santi. Perciò si collega tutto nella parola del Signore. Io sono un servo che sto portando la grazia e la pace. E voi che siete santi, io farò tutto per voi. Quando io sto salutando le persone in questo modo, io imparo il significato dell'amore di Cristo e chi è Cristo. Finiamo con il testo di Ebrei 12, 14 e 15. Ebrei 12, 14 e 15. Solo la prima parola, che cos'è? Impenhatevi. È semplice manifestare la pace? È semplice vivere la grazia? No, perché la nostra carne sta litigando con il nostro spirito. Ma dobbiamo lasciare che lo spirito possa vincere. Come il pastor Roberto ha detto venerdì su questo, no? Dobbiamo lasciare che la nostra vita possa morire di fame, no? Non nutrire la nostra carne, lascia morire di fame. Ma dobbiamo litigare con noi stessi. Impegnatevi. Impegnatevi che quale cosa? Com quale obiettivo? Cercare la pace con tutti. E la santificazione. Já abbiamo parlato qualche messaggio qualche settimana fa. Senza la quale nessuno vedrà il Signore. Vigilando bene che nessuno resti privi della grazia di Dio, che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati. Impegnatevi a vivere in pace con tutti, con la tua morte. O impegno è che io devo morire per gli altri, in modo che la grazia di Dio possa abbondare in mezzo a noi. Perché quando sto difendendo i miei pensieri, i miei concetti, sto distruggendo l'azione della grazia di Dio. Impegnatevi. Il saluto di Paolo è un progetto di Dio, della grazia e della pace. E la pace non è una bacheca magica, no? Ah, stiamo qua oggi, c'è un'assemblea molto difficile. Ciuff, bacheca magica e tutto bene. No, la pace è un impegno, è un esercizio, è la mia morte, è lasciare tutto, in modo che gli altri possano avere la vita. È l'amore di Dio che mi insegna. Perciò, finiamo questo messaggio con un saluto di Paolo. Grazia e pace. Noi stiamo litigando, noi stiamo morendo. E non è quella bandiera bianca, è veramente manifestare chi è Cristo per noi. Preghiamo. Grazie e pace. Tu desideri veramente una pace con tutti? Manifesta la grazia. E la pace sarà la conseguenza. Grazie e pace. Dio ci ha donato lo Spirito Santo in modo che io possa manifestare gli attributi di Dio, le virtù del Signore. Lo Spirito Santo è nella nostra vita. La pienezza dello Spirito, la potenza dello Spirito è con noi per manifestare questo perdono, questo amore, manifestare questa misericordia, la bontà, manifestare la pace, l'amore di Dio. Io ho ricevuto tutto questo dal Signore e di più. Adesso non è per me, è per gli altri. Grazie e pace per tutti voi. Nosso Padre, sembra due parole semplici. Sembra una introduzione semplice di un libro della parola. Io sono un servo per i santi. Io desidero la grazia e la pace. Sono 4 parole che sembrano molto semplici, che leggiamo alla leggera, ma quando percepiamo la ricchezza di queste parole, è il nostro stile di vita in mezzo alla gente.
grazia e pace. Se c'è qualcuno, Padre, oggi qua che ha un conflitto fortissimo di vivere questa grazia e questa pace, che lo Spirito Santo possa riempire questo cuore e abbondare, oh Padre, abbondare. Degli attributi tuoi, in modo che questa vita sia trasformata. Invece dei lamenti, la gratitudine. Invece dell'amarezza, il perdono. Invece do abbandono, un abbracciare. Trasforma. E che queste persone possano avere un impegno di una morte a se stessa per dare vita agli altri. Grazie e pace possa essere inondati, abbondanti in questa chiesa. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Nós estaremos celebrando adesso questa grazia e pace com a cena do Senhor. Nós estaremos ascoltando ou cantando um cântico. Ma che in questo momento tu possa prendere il calice, il pane e ricordare di questa grazia, e ricordare di questa pace, e ricordare che tu sei un servo. Adesso i diaconi staranno consegnando gli elementi della cena e che tu possa prendere il pane e il calice e aspettare uno per gli altri. E dopo noi staremo mangiando e bevendo assieme. La cena do Signore è per tutti quelli che hanno ricevuto Cristo Gesù nella sua vita, che hanno consacrato la sua vita a Gesù, che vogliono vivere questa grazia e pace. Se tu fai parte di questo gruppo di persone santificate nel Signore, è per te. Così prendi il pane e il calice, in quel momento tu cominci a guardare la tua storia, la tua vita, e bere e mangiare in pace con il Signore, perché tu stai adempiendo la chiamata del Signore. Grazia e pace, che possa essere lo stile della tua vita. Pane e il calice, posso ricordarti di quello che Gesù fece sulla croce per te. Se tu vai cantare, canta, se tu vai ascoltare, ascolta, ma se tu vai pregare, prega. È la tua vita con il Signore, mentre staremo ricevendo il pane e il calice. Prendimi, io mi arrendo alla croce, io lascerò la mia vita, tutto ciò che ho. Prendi pure le mie mani e il mio cuore, affinché io possa vivere tutto ciò che hai per me. Oh, eccomi, mi arrendo a te. Sei mio. I miei giorni, gli attimi, ogni mio respiro sia dedicato solamente a te. Tu sei mio.
a te. Oh, sono tuo e tu sei mio. Oh, eccomi, mi arrendo a te. Oh, sono tuo e tu sei mio. Che cosa dicono le parole di questo cantico? Mi arrendo a... Eccomi, sono tuo. Abbiamo cantato, abbiamo dichiarato e Dio ha detto, è serio? Adesso prendo la tua vita e faccio quello che voglio. E questa è la grazia. Eccomi, sono tuo. Il momento della cena è ricordare questo. Un sacrificio sulla croce, un dolore sulla croce per amore a te. Possiamo prendere gli elementi? C'è qualcuno che non ha preso pane o calice? Possiamo aspettare uno per gli altri. È un testo biblico. Prendiamo pane. Ricordiamo di un corpo. C'è amore. C'è un perdono. C'è una morte che ci ha donato la vita. È la grazia di Dio. Mangiamo pane adesso e ricordiamo questo sacrificio per noi. Prendiamo il calice e ricordiamo di un sangue. Sangue puro. Agnello perfetto. E che ha cancellato a tutti i nostri peccati. Non abbiamo nessuna colpa, perché c'è un perdono. Siamo amati. Possiamo bere. Eccomi, Signore. Dopo questo prezioso messaggio di salvezza che tu ci hai insegnato, mi arrendo a te. Sono tuo. Abbiamo cantato queste parole per dirti che la nostra vita è consegnata a te. Fai di me quello che tu vuoi. Grazie, Padre, per ricordare di questo momento della cena, un sacrificio. Gesù ci ha insegnato e è andato fino alla croce, e morte di croce, come un servo, obbediente, dicendo anche queste parole: eccomi, oh Padre, fai di me quello che tu vuoi. E lui è andato fino alla croce. E dopo c'era la risurrezione. La morte non c'è più potere su di noi. La vittoria. Grazie, Padre. Quanto è bello, quanto è meraviglioso. Una storia che cambiò la nostra storia. Nel nome di Gesù. Amen. Grazie. Prima di sedervi, un saluto con le parole. Grazie e pace.
Saluta il tuo fratello. Momento della cena del Signore, c'è questo momento. È un momento di un saluto, è un momento di una parola dolce, una parola di benedizione. E adesso quando eu dico grazie e pace, eu manifesterò la grazia e la pace del nostro Dio a tutti. L'offerta. La canzone è Gesù è Re di Gloria. Gesù è Re di Gloria. Gesù è Re di Gloria. Ok, momento di offerta, consacrazione, decima. È un momento di dire, Dio, è tutto per te. E faremo questo con la gioia, consacrando le nostre offerte alle decime, ok? Mentre cantiamo, offriamo e facciamo con gioia. Il Re, levate a Lui la voce, aprite il cuore al suo amore, date a Lui la lode, la forza e l'onore. Chi è il Re di gloria? Chi è il Re di gloria? Gesù è Re dei Re, Signore dei Signori, Gesù è vincitore che ci salverà, Egli è Re dei Re sopra la terra. Gesù è Re dei Re,
Potete accomodarvi. Oggi per noi è un privilegio molto bello. Joha è qua con noi, no? Ok. Joha, vieni qua. Da solo non ce la fai? Devi venire da solo, lui no? No, i genitori devono portare anche la famiglia. Vieni. Potete venire qua su. È bello che possiamo presentare un bimbo in un giorno bellissimo come oggi. Bello vedere questa famiglia. Come stai? Ok, può darmi qua. Vieni qua. Tu vieni con me adesso. Non c'è l'altra scelta, no? Va bene. Che bello. È un privilegio questo, è consacrare al Signore e dare questo privilegio che il Signore ci dona. Quando Gesù fu presentato al Tempio, era quello bambino Gesù, e adesso noi facciamo lo stesso, presentiamo, consacriamo la vita di ora. Possiamo stare in piedi? È un momento storico per Lui, per la famiglia, per tutti noi. Che bello. Nostro Padre, questa vita è tua. Adesso i genitori stanno portando qua alla tua chiesa per dire: questa vita è consacrata a te. Tu lo sai il futuro. Tu lo sai, oh Padre, tutto quello che succederà con lui. Perciò, Padre, guidalo. Guidalo in modo che lui possa scoprire questo tuo grande amore, questa tua grazia, e che lui possa proclamare le tue virtù. Benedici questa vita, Padre. Riempi questa vita, Padre, con la tua potenza spirituale. Riempi questa vita, Padre, con il tuo Santo Spirito. Riempi questa vita, Padre, con le tue manifestazioni spirituali, in modo che la gente possa guardare e vedere: qui c'è la tua persona. E che lui possa esaltarti e glorificarti in modo stupendo. E le meraviglie, Padre, possano venire tramite questa vita. Usa, come abbiamo cantato, eccomi, e che questa vita possa dire le stesse parole e un giorno celebrare e consacrazione a te e manifestare le tue virtù ovunque sia, Padre. Anche, oh Padre, le sue famiglie, Padre, che possano avere la tua saggezza di insegnare i tuoi principi e i tuoi valori, e che la sua famiglia, Padre, possa arricchire questa vita con le benedizioni spirituali tue. Benedici loro. Questa vita e questa famiglia è consacrata a te. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Perché mi guardi? Sono troppo bello così? Amen. Consegna ao papà, perché la responsabilità è tua. E lei ti darà un grande appoggio in questo. Inizio. Dio ti benedica. E tu devi insegnare anche lui, ok? Dio ti benedica. Amen. Amen. E prendi cura di questo bambino. E o nonno sta sempre assieme, no? Sempre servindo. Amen. Ok. Potete accomodarvi. Gli avvisi? No, ci sono gli avvisi. Dove sono? Rallegrati, prossimo sabato alle ore 18:30 lì a Sedico. Dovete pregare per me. Ecco, Molto bene. Non sapevi di niente, giusto? Immaginavo. Ma come immaginavi? Allora, voi vi state chiedendo, ma perché sei proprio lì? Chi qua sapeva che oggi è il compleanno del pastore Caio? Io. Ok. Quindi non alzato, lei non sapeva. Forse non lo sapevo. Bene. Vorrei leggere con voi
un testo che si trova nel libro, nella lettera agli Ebrei, capitolo 13, versetto 17. Leggiamo insieme. Potete proiettarlo qua, così tutti noi possiamo leggerlo. Eccolo là, pastore. Hanno fatto pure... È mancata la torta, no? Chi paga la torta? Tu che ci dici sempre, no? È quello che Quello dopo... paga il gelato. Ecco. Ecco. Proiettate anche il versetto, che così possiamo leggerlo insieme. Ebrei, capitolo 13, versetto 17. Eccolo là, che dice così: ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. Interessante che quando noi leggiamo questo versetto, tante volte noi non capiamo magari il mestiere oppure il ruolo di un pastore per una chiesa. Qua dice proprio così: ubbidite ai vostri conduttori. I pastori sono i conduttori del popolo. Quando Gesù usa proprio l'esempio in Giovanni 10, quando dice che lui è il buon pastore, tante volte non capiamo esattamente il ruolo del pastore, perché tante volte può sembrare facile venire qua ogni domenica mattina, dare il sermone, predicare, esortare la chiesa, ma non è semplice, perché la lotta è costante e durante tutta la settimana. Interessante che questo versetto dice così: perché essi, cioè i pastori, vegliano per la vostra vita come chi deve renderne conto. Il pastore rende conto di tutte le anime che sono qui dentro. È una responsabilità molto grande. Tutti voi che siete qua, il pastore durante la settimana prega per voi, prendi cura della vostra anima. Ed è per questo motivo che ogni pecora che è qui dentro, tutte le anime, tutte le vite che sono qui dentro, dobbiamo appunto onorare la vita del nostro pastore, che è una persona che dedica la sua vita al ministero, dedica la sua vita a tutte le persone che sono qui dentro. Quindi, pastore, per la Chiesa, attraverso di me adesso, vorrei ringraziare la tua vita per tutta la vostra dedizione in questi 20 anni che sei qui dentro. Grazie. E vorrei anche pregare per la tua vita, perché dicono così anche: adesso viene la responsabilità per tutti noi che siamo pecore, che dice così: affinché facciano questo con gioia. Quanti di noi siamo già arrivati magari, no, dentro la sua salita là e abbiamo detto così: pastore, ho una difficoltà, devo parlare con te. E il pastore istruisce, dice quello che dobbiamo fare, ma dopo non facciamo quello che il pastore ci ha consigliato. E dice così: perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. E infatti lui ci sta dando proprio una direttiva, una direzione di quello che dobbiamo fare. Ma interessante è che affinché facciano questo con gioia e non sospirando. Immaginate quante volte quando noi facciamo una cosa che il pastore non ci ha detto di fare e lui sospira e dice così: relax, so che questa persona tornerà tra un po' e mi tocca avere pazienza, amore, perché questo è il suo messaggio, no? Amore, che dobbiamo amare sempre le persone. E lui riparte da capo e dice così: amen, ti ascolto un'altra volta, vieni qua, ti do la mano. E quindi, pastore, vorrei onorare la tua vita per tutto questo che stai facendo qua in questa chiesa, ma anche per quello che hai fatto 30 anni fa, 40 anni fa, quando hai detto di sì al Signore Gesù Cristo per iniziare il tuo ministero. La tua vita con il Signore per appunto prendere cura di tutte le pecore, non sapendo che magari fossero queste pecore qua in questa chiesa nell'Italia, ma sapendo appunto che era per il Signore di Gesù Cristo. Amen. Amen. Preghiamo, chiesa. Signore, noi vogliamo ringraziarti, Signore, per la vita del nostro pastore, per tutto quello che lui fa per le nostre vite, per la sua dedizione, per tutto quello che lui ha abnegato, Signore, nella sua vita per compiere la sua volontà. Signore, noi sappiamo che non è facile. Tante volte non è soltanto la gioia che viene nel suo cuore, sappiamo che tante volte ha pianto. E questo solo il Signore lo sa. Ma lui in nessun momento ha detto di no
anche se nel cuore suo avrebbe potuto dire di no, ma lui sapeva che doveva sì proseguire, continuare, guardare in avanti e sapere che tutto quello che aveva detto di sì una volta al Signore doveva compiere fino alla fine. Quindi grazie per la sua perseveranza, grazie Signore per la sua mansuetudine con ognuno di noi, perché c'è una differenza tra mansuetudine e perseveranza. Quindi la sua pazienza con ognuno di noi e per il suo servizio qua. Sappiamo che attraverso il cuore suo noi vediamo il regno di Dio, che non è solo quello di guardare se stesso, ma di guardare l'opera sua, che è la cosa più importante qui dentro. Quindi vogliamo, Signore, attraverso te onorare la vita del pastore Caio come Chiesa del Signore e dire grazie per aver proprio messo nel cuore suo il desiderio di servire il Signore e servire la tua Chiesa, perché è questa la differenza di un vero pastore, quello che serve innanzitutto il Signore, ma che si mette a disposizione di servire la tua Chiesa. Quindi grazie di tutto, grazie perché tu sei il nostro Signore e perché stai sostenendo il pastore Caio qui con noi. Nel nome santo di Gesù. Amen. 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 Grazie. Sto aspettando il gelato, Sto aspettando il gelato. Ah, ok. Ah, oggi a Padova. Chi viene a Padova c'è gelato. Tanti auguri a te, tanti auguri Castore, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Castore, tanti auguri a Auguri! Ok, grazie. 64. Potete accomodarvi. Grazie. Ok. Va bene, sempre io dico, né? Una torta adesso dovete offrire, va bene. Oggi la torta che c'è là per incontro di coppia, io offro, ok? Va bene, è un'offerta mia, io pago dopo. Io pago, così potete mangiare là abbondantemente e io faccio questa offerta. Non c'è tanto, o prima, sempre facciamo così, prima gli anziani come io e dopo. Ok, ma non c'è nessun problema, oggi è la nostra offerta, ok? Io ringrazio a Dio perché ci ha donato tante cose, non ci manca mai, e è questo prezioso camminare con il Signore. Ok, rallegrati, prossimo sabato alle ore 18:30 alla Chiesa Battista alla Chiesa Sedico, non Battista, alla Chiesa di Sedico, c'è un incontro di giovani qua, non dimenticare, ieri bellissimo, no? C'era un gruppo bellissimo di giovani qua, dove è venuto tanti giovani qua ieri? Io ero qua, non si fermava ad arrivare i giovani, grazie a Dio, continuiamo a lavorare e portare i nostri figli qua in chiesa, ma c'è anche questo evento il 11 di ottobre a Sedico, ok? Rallegrati. Convegno di coppia, ok? Tutto a posto con le coppie? Mariana e Angelo, Angelo e Mariana, tutto sistemato, ok? Va bene, sono venuto dal badge oggi per il mio compleanno, ottimo. Ok, Patrizia, Jennifer, Clélia, potete parlare con loro, ok? Per convegno di coppia. Ok, grazie. Non dimenticare, già fatto la tua iscrizione. E è interessante, abbiamo visto ieri, penso che abbiamo soltanto 3 posti ancora, da quelli nomi che ho visto lì. Così stiamo arrivando già full. Ok? Bellissimo. Incontro delle donne che sarà 29 novembre, ok? Cibo, emozioni e storia di una vita, un viaggio nei disturbi alimentari con la relatrice Isaura Lencini. Lei già è stata con noi 6 anni fa, 5 anni fa, e ha raccontato una storia bellissima, un bellissimo incontro, ok? Non dimenticare. Avanti. Finito? Da parte mia non è finito. Ok, con l'associazione ci sono i calendari 2026, potete parlare con Walter, ok? Abbiamo prenotato non tanti, così per favore, subito. Assemblea, prossimo 19 di ottobre, alle ore 14, nella seconda chiamata iniziamo la nostra assemblea. Penso che sarà un'assemblea veloce, non sarà tanto lunga, ok? Ma molto importante per tutti i membri della Chiesa, ok?
Próximo 19 di ottobre. Questo. I moduli. Já avete compilato i moduli là di membri oppure non membri della Chiesa? Io già ho inviato praticamente tutti, ma mancano ancora tanta gente, ok? Non dimenticate di compilare i moduli, Walter sta dando un grande appoggio su questo, ok? Va bene, grazie per tutti. Potete mangiare la torta alla volontà, ok? Ma la volontà no, quando non è tanto, un piccolo pezzo per ciascuno. Io offro, ok? È piccolo, non c'è nessun problema. La pace possa stare con noi. Dio vi benedica. Ciao.